Noi teniamo molto alla tradizione del Natale, in particolare abbiamo, come vedete alle mie spalle, un bellissimo esempio di presepe e da molti anni l'amministrazione comunale, grazie all'importante supporto dei cittadini che ringrazio pubblicamente, continua a promuovere il progetto, l'iniziativa Presepi Aperti e anche quest'anno conta circa 40 presepi visitabili per tutte le vie del paese e colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini e non di fare un salto a Zensons e vedere quanto anche la comunità tiene a questo importante simbolo, alla natività insomma, del presepe, anche in questo momento, un momento difficile di distanziamento, virtualmente è unita e si unisce attorno a questo importante simbolo della natività. Da sempre il Comune, a chi ne fa richiesta, cede gratuitamente gli spazi pubblici e gli attacchi anche per l'energia elettrica affinché, come buona parte di queste presepe, si possano visitare anche in orario serale, con il buio ancora più belli, più suggestivi. Quest'anno purtroppo sapevamo che non c'era molta possibilità di fare qualche festa pubblica e creare assembramenti per ovvi motivi e quindi abbiamo pensato di creare queste proiezioni natalizie nelle quali vengono proiettati i disegni dei bambini, dei nostri bambini zensonesi di tutte le scuole in tema natalizio. Colgo l'occasione per questa importante opportunità di lanciare gli auguri a tutti i cittadini zensonesi e non per un sereno Natale e soprattutto speriamo che possa questo 2022 che è alle porte cancellare questa terribile pandemia e permetterci ancora nuovamente di vivere una vita normale come eravamo abituati a fare fino a 2 anni fa.